Ehi, ciao Geo! Com'è queste bande? Niente, pensavo che portavo un prepensiero natalizio. Ti disturbava? No, mi sembra disturbato. Col freddo mi vengono le idee. Che idee ti venivano? Gastronomiche naturalmente. Solo gastronomiche. Come un zitto, va. Ascoltami, hai sentito delle novità che hai in paese? Io vuoi fare nel centrale. Chi vuole? La centrale biomasse, cioè praticamente è una stua. Geo, che hai bisogno di una stua. Abbiamo qua Sanguinetto. Qua sanguinetto. Ti che impianto di riscaldamento che È stua. allora adesso ti puoi sostituire la stua, in pratica, tua, con una stua più grossa però, che fa tutte le famiglie. Magari non nel programma. Quale? Quello che era il menù? Che era il menù della sera, ma il pranzo, ma... Il programma che? Andare a pranzo. Ti arriva l'invito cattivo di andare a pranzo, sì. Ma è che lì è quel che abbiamo fatto noi altri del comitato, non è mia serie, infatti bisogna che te leggi dentro. E sta denunciando nessuno? No, neanche ancora, ne ha sé. Le perché abbiamo della gente tosta dentro, tu capirai che ha paura a denunciarne, ma penso che non abbia voglia di fare altro. Non vede l'ora. Però è vero che non crede neanche a loro in quello che fa. E dice che ancora aveva il progetto, Geo. Però dice anche che nel mia vera che abbiamo raccolto le firme, quindi vedi te come siamo messi. Beh, cos'è che ti mi ha portato qua? Fammi vedere un attimo. Io deve sempre disturbarti, e quando si tratta di roba da mangiare, non te che mia freni, non te che mia nel senso della misura. Per forza. Per forza, un classico. Beh, sto qua allora facciamo subito il risottino. Ma poi che sia da carbone che lì? Ho fatto un po' di hamburger, non io mangio mia. Sì, ma qua si buttai da Borgo Venezia e mi dice che io roba con in scatola. Quanti hamburger qua, sì, ma dai, il martedì sera sul qua, ma faccio una bella bruschetta. Polastro. Non si può mancare. Ma che ma ti portava per una settimana? Venerdì di sera ti gavi una donna a casa, venerdì sera pesce, allora ti portare le chiere da grande. Ti ho fatto bene, Geo, grazie. Ragionamento. Te lo devo portare anche a Spandrino. No, di momento ok. E lo regalo, no? No, dopo metto via. E dopo qua andiamo un po' su roba selezionata per fare le bruschettine. Ottimo. Come aperitivo, insieme alle patatine con più veneziano. Cos'è che non lo so, però mi piace la forma. Che figo. Ti fatti imbrogliare subito dalla forma. Dopo mi sono fatto cogliere da Raptus delle salse indiane. Quella di Apu. Sì. Salsa barbecue. Immancabile. Salsa tartufo. Ma dai, ma te disturba massa. Mi non ti regala un cazzo, cioè non è ancora qua. Vedi, adesso arrivano le bombe. Guardala! Il suo sorella. Oh, grazie Geo, grazie, auguri, auguri, che siete soffati, ma questi sono i regali che mi piacciono in me, assurdi. Ma sarà mia roba che ti mandai fan, era. No. Mia roba riciclata ai fan, era, dai, poveretti. Anche perché si lo vede dopo, siamo finiti chi lo vede. Ecco, sono tutti questo che non piace a me lui. Sì, approfitto. Dai, ti ho firmato per la raccolta firme che abbiamo fatto, perché la tua serie una firma di quelle importanti, ti potresti... allora sì, fa un appello, dai, ultimo, perché qua la gente deve capire che insomma la gente importante, la gente conosciuta è nota, quelli che conta, tipo T, Piccolo Tommy, l'Olivo, che la gente lì ha preso una posizione. No, l'Olivo non si sa mia, non mi sa mia che sappiamo. Posso fare una parentesi? Sì, vai. Te Piccolo Tommy la dovuto stare a cavallo, è triste, per cui si può mandare un commento, cioè una parola di conforto. Certo che deve sentire anche a me sta storia qua. Lei era malata, stavo mio bene, recuperavo mia Cioè lei è una cosa che a Natale non dovrebbe mai succedere, neanche a... Il è triste, per cui se vuoi regalare qualcosa a Natale, un cavallo per lui è una cosa amorosa. Magari un pony anche, conta il gesto. Scusami, vabbè, dai, niente, adesso andiamo a mangiarci un po' di roba, metà su qualcosa a sto punto, perché... Facciamo un risotto, io e tre. Facciamo un risotto, vabbè. Un saluto ai tuoi fan soliti, con invito ad andare sul sito, diria, www.nocentrale.wordpress.com. Questo è il simbolo nostro del comitato, come vedi,
Sanguinetto, bisogna difendere la tua salute e assestare a chi dica, a chi altri, insomma. Aspetta chi dica. Che inedito a Sese, inedito a tutti, Sì, ne arrivai raccontai. il Gattacicova a casa. Proprio Gattacicova. Proprio il Gattacicova. Oh, tacca nevegare ancora, tacca ancora nevegare. Adesso potremmo smorzare il riscaldamento perché ne porta il riscaldamento. Sì. Butta via la studia che avevi a casa.